della delibera anti-pacottiglia per preservare il commercio a Venezia. Sono già una decina le domande di nuove aperture respinte, tra queste anche un sexy shop in zona San Bortolo. Secondo giorno di sciopero dei tassisti che oggi a Mestre si sono riuniti per discutere dell'incontro avvenuto con la vice ministra Bellanova, che si è detta aperta al confronto. La qualità dell'artigianato artistico veneziano è sempre più bassa a causa del turismo di massa. A lanciare l'allarme la Confartigianato Cittadina, che prepara il rilancio del comparto. Stava correndo e si è accasciato davanti alla moglie e a un amico. Alberto Bressan, 53 anni, vicentino, grande sportivo e praticante di triathlon, è morto a Pellestrina, dove stava trascorrendo le vacanze. Con 659 giorni d'anticipo è stata inaugurata la pista ciclabile del Pordelio a Cavallino Treporti, un percorso lungo quasi 8 km, di cui 5 sospesi. Inaugurato nell'ospedale di San Donà di Piave il nuovo reparto di oculistica con tecnologia all'avanguardia per eseguire interventi di vario genere. Continua la battaglia dell'associazione che è riuscita a riportare a casa il busto del Doge per far tornare le opere d'arte che sono state trafugate nei decenni. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia dei nostri telegiornali. E dunque ci sono i primi effetti, lo avete sentito, della delibera anti-pacottiglia per preservare il commercio nel centro storico di Venezia. Sono già una decina le domande di nuove aperture respinte e tra queste c'è anche un sexy shop in zona San Bortolo. È stato bloccato un sexy shop che voleva aprire a San Marco, in zona San Marco, è stato bloccato perché appunto non è in linea con i codici Ateco previsti dalla delibera. È stato un negozio molto grande in una zona molto frequentata. Sì, perché credo fosse in zona San Bartolomeo, quindi insomma una zona molto frequentata di passaggio. C'è addirittura un sexy shop poco distante dal Ponte di Rialto, tra le richieste di apertura di negozi bloccate dal nuovo regolamento del commercio del Comune di Venezia. È la cosiddetta delibera antipacottiglia, un provvedimento che non ha precedenti in Italia per tutelare le aree di pregio del centro storico veneziano. È stata bloccata un'apertura grossissima che era in Campo San Geremia, se non ricordo male, dove prima c'era un negozio di intimo e si voleva appunto instaurare quelle attività che sono quelle caramelle. Oltre al sexy shop e al megastore di caramelle, grazie al nuovo regolamento, in poco più di un mese è stata negata l'apertura anche di una decina di negozi take-away alimentari. Porte aperte invece per tutte le attività di qualità e a favore di chi vive a Venezia. Mercoledì finalmente portiamo in giunta la delibera che riporterà il plateatico a tutte quelle attività rivolte verso la residenza. Voi adesso prevedete che queste attività a cui avete negato la possibilità di aprire possano fare ricorso, insomma di finire in tribunale? Sì, assolutamente, ci aspettiamo dei ricorsi, ma siamo convinti che l'impianto è talmente forte che riusciremo a vincere qualsiasi tipo di ricorso. L'accordo tra Sovrintendenza e Regione Veneto è un accordo che è stato studiato molto attentamente, soprattutto nella parte legale, e quindi insomma siamo sicuri che il provvedimento terrà. Secondo giorno intanto di sciopero dei tassisti che oggi a Mestre si sono riuniti per discutere dell'incontro avvenuto con la vice ministra Bellanova. La formulazione di questo articolo ovviamente nella sua originale formulazione desta parecchie preoccupazioni per il comparto, perché lascia presagire una sorta di volontà a voler regalare il nostro servizio a piattaforme di intermediazione. È per questo che i tassisti hanno incrociato le braccia per 48 ore contro l'articolo 10 del DDL concorrenza. Vogliono però essere fiduciosi del tavolo svoltosi il 4 luglio con la vice ministra alle infrastrutture e mobilità Bellanova, che si è detta disponibile a venire incontro alla categoria. C'è stata un'apertura, anzi ringraziamo per questo il vice ministro Bellanova, perché ha compreso molte delle nostre ragioni e si è detta disponibile a riscrivere l'articolo 10. Quindi non lo stralcio, e ci sono alcune organizzazioni, specialmente dell'area romana e l'area milanese, che insistono con lo stralcio, ma noi capiamo che più di tanto questo governo non ci vuole o non ci può dare, però comunque già le aperture fatte dal vice ministro Bellanova
ci piacciono perlomeno una parte di queste. Naturalmente non è stato sufficiente per revocare lo stop, perché la categoria ha bisogno di certezze entro il 22 luglio, data in cui sarà presa una decisione. Era giusto anche far vedere che la categoria è unita. Sicuramente una parte di quelli che erano presenti, io non ero presente, però mi dicono i nostri referenti, era disponibilissima a differire lo sciopero in attesa di avere un documento chiaro, perché comunque tutta l'apertura c'è stata, ma non c'era niente di ufficiale. Il messaggio al governo è chiaro. Non avendo ottenuto lo stralcio, però riteniamo che il governo debba impegnarsi molto di più nei contenuti di riforma del settore, soprattutto cercando di evitare forme di liberalizzazione estreme che sarebbero nocive non solo per gli operatori, ma anche e soprattutto per l'utenza. La qualità dell'artigianato artistico veneziano è sempre più bassa a causa del turismo di massa. A lanciare l'allarme la Confartigianato cittadina. Quello che la città ha bisogno, ripeto, è di qualità. Qualità del turismo, qualità nella ristorazione, qualità nell'offerta dei pubblici esercizi, qualità degli hotel, qualità nell'artigianato e qualità nel commercio. È la qualità più che la quantità che preoccupa nell'evoluzione dell'artigianato artistico manufatturiero di Venezia. Nel 1963, ad esempio, in città erano attive 432 imprese. Oggi, dopo 60 anni di alti e bassi, tra chiusure e aperture, ce ne sono 318, oltre 100 in meno, certo, ma più dei numeri a preoccupare è un'altra tendenza. Cambiato dal punto di vista qualitativo, perché evidentemente si è adattato a una domanda diciamo di qualità inferiore, di qualità più bassa, portata da un turismo che è sceso negli anni proprio di qualità. Ecco, quindi tutta la città si è diciamo, abbassata di gamma di offerta e l'artigianato artistico anche. A Venezia metà degli artigiani del settore artistico ha più di 50 anni e solo il 2% ha meno di 30 anni. Il ricambio generazionale appare bloccato. E il costo delle locazioni non aiuta. 2 artigiani su 3 sono in affitto, alcuni con l'incubo dello sfratto. Dall'8 all'11 luglio una decina di maestri artigiani ricreeranno le loro postazioni di lavoro alla Confraternita di San Teodoro a San Salvador, un laboratorio ad ingresso gratuito per promuovere il dialogo con la città e un turismo di qualità ed esperienziale. Si pratica, diciamo, senz'altro in tutta Europa, per non dire in tutto il mondo, quindi immersione in esperienze diciamo, che consentono di portarsi a casa al turista un ricordo di qualità, un ricordo emozionante ed emozionale sulla visita, in questo caso a Venezia come in qualsiasi altra città. Ecco, su questo fronte bisogna lavorare di più. Ora una notizia di cronaca: è morto davanti agli occhi della moglie di un amico. Alberto Bressan, 53 anni, vicentino, grande sportivo e praticante di triathlon, ha perso la vita a Pellestrina, dove stava trascorrendo le vacanze durante la corsetta mattutina a Santa Maria del Mare, a circa un paio di metri dall'inizio della diga. Un improvviso malore, poi si è accasciato al suolo. I soccorsi sono stati tempestivi, ma non c'è stato nulla da fare per salvarlo. Bressan era figlio di Sante, politico di primo piano della città di Vicenza, vice sindaco dall'81 all'85, e lascia la moglie e i 2 figli di 23 e 17 anni. Ora andiamo a Cavallino Tre Porti, perché è stata inaugurata con 22 mesi di anticipo la nuova pista ciclabile da 8 km, di cui 5 a sbalzo sulla laguna. Abbiamo chiuso tutta questa lavorazione importante dal punto di vista ingegneristico e dal punto di vista paesaggistico ed ambientale. Con 659 giorni d'anticipo è stata inaugurata la pista ciclabile del Pordelio a Cavallino Tre Porti, un percorso lungo quasi 8 km, di cui 5 sospesi a sbalzo sulla laguna. La pista ciclabile è aperta da Piazza Cavallino fino a Cassavio, in sicurezza e anche con 5 km, quasi 5 km a sbalzo, 2 km di pista ciclabile propria su sedime stradale e 700 metri di pista promiscua. Abbiamo candidato questa opera per il Summit del Mare Costa Veneta Green Lab, perché il valore importante, trasversale che
riconosciamo a questo importante lavoro ci consente di partecipare a questa iniziativa della Costa Veneta. Presente al taglio del nastro anche il governatore Zaia. Un biglietto da visita straordinario in un contesto nel quale si fanno 32 milioni di presenze turistiche nella costa veneta, dei quali almeno il 66-67% sono stranieri. Per l'opera sono stati investiti oltre 12 milioni di euro, di cui poco più di 11 a carico del Comune e 1 milione del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche. Ma c'è un'altra importante notizia. L'accordo con il provveditorato, con lo Stato, per eseguire degli ulteriori stralci per alcuni tratti, quindi Cavallino, Cassavio, Capasquali e Cavio, per circa poco più di 1 chilometro di ulteriori tratti a sbalzo, in quei punti in cui non erano stati possibili gli espropri di criticità messi in sicurezza sul sedime stradale, ma che vogliamo continuare a fare a sbalzo. Altro genere di taglio del nastro, questa volta all'ospedale di San Donà, con il nuovo reparto di oculistica dotato di tecnologie all'avanguardia per eseguire interventi di vario genere. L'ospedale di San Donà di Piave ha una nuova unità di oculistica con un gruppo operatorio completamente rinnovato. È una tecnologia basata soprattutto sui 2 tipi di laser appena arrivati, un laser che ha lo scopo di trattare i pazienti in maniera non chirurgica, non invasiva per il glaucoma, un laser SLT, e un laser nuovo a micropulsazioni che consente di trattare i pazienti con edema maculare. Questi due tipi di tecnologie faranno sì che la platea di persone che possono essere trattate, i risultati anche funzionali per queste persone sarà notevolmente implementata. Accanto a questo, dal punto di vista chirurgico, abbiamo il consolidamento dell'utilizzo del femtolaser per la cataratta, un nuovo sistema tridimensionale microscopico che consentirà agli operatori di lavorare più agevolmente. L'intervento, iniziato nel 2020 con un impegno di spesa di 2,8 milioni, ha previsto la costruzione di 2 piani sopra l'unità di nefrologia e dialisi, con le migliori tecnologie sul mercato, dall'impianto di climatizzazione a quello dati e wifi, illuminazione a LED, pavimenti e rivestimenti murali in PVC termosaldato e un impianto di controllo degli accessi che consente l'apertura delle porte del reparto e dei locali più delicati solo tramite badge. La storica sede posta al piano terra è stata trasferita ed è operativa al primo e al secondo piano del nuovo monoblocco Ovest. Una struttura che dal punto di vista professionale era all'avanguardia e oggi anche dal punto di vista del comfort alberghiero, della logistica e delle tecnologie, soprattutto nelle sale operatorie, è sicuramente all'avanguardia. Siamo in grado con 2 sale operatorie di fare molta più attività chirurgica, che è già rilevante perché oggi abbiamo quasi 4.500 interventi ambulatoriali all'anno, un volume di attività che contiamo comunque di aumentare. Vincono tutti, vince il personale che ha delle strutture più idonee e delle attrezzature idonee che la pongono anche ai vertici della qualità a livello regionale, e la direzione generale perché ha creduto insieme a quella strategica in questo progetto e porta a casa un risultato importante. La popolazione, chi avrà bisogno di queste strutture, potrà essere accolto in ambienti più idonei con possibilità di diagnosi e anche di terapia senza dover girare per il mondo. Erano tra le fontane chiuse dal comune per risparmiare acqua in questo periodo di siccità, ma 2 fontane di Murano sono state riaperte perché si trovano in punti considerati strategici. Vediamo. La fontana di Campo San Giacomo a Rialto è spenta. È una delle conseguenze della grave crisi idrica che ha colpito il nostro paese e che ha spinto il comune a spegnere circa il 40% delle 155 fontane presenti a Venezia e isole. Rimangono attive le fontane vicino alle fermate del trasporto pubblico e lungo i percorsi e i campi di maggior transito. Almeno in teoria, perché a Murano, dice la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Sara Visman, non è andata così. Io avevo presentato un'interrogazione proprio su questo tema, perché 2 fontane che risultano essere su un posto strategico, uno vicino all'imbarco del Faro, Murano Faro, e l'altra vicino all'imbarco Murano Museo, erano state chiuse ovviamente per una valutazione sbagliata.
Ho fatto appunto questa interrogazione all'assessora Zaccariotto, che ha risposto e mi aveva assicurato che in pochi giorni sarebbero state riaperte, e la cosa è avvenuta. Vista la siccità, risparmiare acqua è un'esigenza e un dovere condiviso da tutti, ma la domanda è se non ci sia la possibilità di attrezzare le fontane perché si possano attivare e spegnere quando serve. Io penso che tecnologie adesso ce ne siano, anche perché se è vero che la questione della rubinetteria, quella diciamo tradizionale, ha incontrato dei problemi per quanto riguarda stagnazione di acqua e anche problemi di paesaggistica, penso che adesso tecnologie magari più avanzate ce ne siano per superare questo tipo di criticità. Attivare e spegnere le fontane a comando potrebbe essere la soluzione definitiva, al di là della situazione attuale, che permetterebbe di evitare i disagi che inevitabilmente si sono verificati in questi giorni. Segnalazioni tantissime per il problema anche degli animali stessi, ma anche dei problemi anche stessi per quanto riguarda la provvigione dei turisti che sono stati costretti a prendere bottiglie d'acqua e di conseguenza a creare anche più rifiuto. Non solo all'estero, ma anche in Italia ci sono opere trafugate da Venezia e dal Veneto dopo il crollo della Serenissima. L'associazione Venetinet ha lanciato una campagna per iniziare a riportarle nei luoghi d'origine. Quante opere veneziane e venete sono state trafugate nel corso degli ultimi secoli, magari come bottino di guerra, e quante potrebbero tornare nel loro luogo d'origine? La questione l'ha sollevata Venetinet, l'associazione che è riuscita a riportare a casa il busto in marmo del doge Giovanni II Corner per quasi 2 secoli fuori Venezia. Venetinet ha scritto al proposito anche al ministro della cultura Dario Franceschini. Dopo il crollo della Serenissima, un numero enorme d'opere d'arte ha lasciato Venezia e il Veneto, e non solo per l'estero. Il Museo di Brera è stato fatto con le spoliazioni napoleoniche, la Francia ugualmente. Diciamo così, è diverso, per esempio, non so, il museo di Dresda, quello di Pietroburgo, quelli sono stati, diciamo, sono opere che sono state acquistate. Qualcosa comunque nel mondo sta cambiando. La cultura moderna è diversa rispetto a quella che portò alla fondazione dei grandi musei del primo Ottocento, con sale e corridoi stipati di statue e di quadri. Oggi, viceversa, si sta sviluppando una sensibilità che vuole l'opera d'arte nel contesto per il quale è stata concepita. È nel proprio contesto che ha un valore, è nel proprio contesto che deve essere fruita. Per fare un esempio, l'Assunta del Tiziano, che ora è tornata ai Frari, ai primi 800 era stata presa e portata all'Accademia in una sala qualsiasi, però l'effetto era totalmente diverso. Venetinet ha chiesto tra l'altro al ministro Franceschini di valutare se non sia giunto il momento di istituire delle commissioni paritetiche tra l'Italia e per esempio la Francia, esercitare una sorta di pressione culturale, ancor più che politica o giuridica. Ormai non c'è una chiusura netta di molti musei a questo tipo di impostazione, e quindi credo che sia questa la strada, è una strada di cambio di sensibilità. Si avvicina la Dunata Triveneta degli Alpini che si svolgerà ad Asiago da venerdì a domenica, e noi ogni giorno parliamo di alpini e altopiano con una serie di pillole e racconti per immagini. Raccontiamo appunto il rapporto fra le penne nere e questo meraviglioso territorio. Su Antenna 3, Aspettando gli Alpini, va in onda ogni giorno alle 14.35, alle 20.15 e alle 23.25. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Tra poco l'edizione di Treviso, ora uno sguardo al meteo per domani. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Stop all'anticiclone africano. A spazzare via definitivamente la calura opprimente sarà una perturbazione che con l'ingresso di aria fresca causerà anche qualche disturbo. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto giovedì 7 luglio si svilupperà una diffusa instabilità atmosferica. Questo significa, in altre parole, che ci attendiamo alcune precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Inizialmente sui rilievi e sulle zone limitrofe, con il passare delle ore non si escludono delle piogge un po' su tutta la nostra regione.
Temperature come detto in lieve diminuzione, minime tra 16 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, situazione variabile anche qui con sole al mattino, a seguire qualche precipitazione un po' dappertutto. Temperature minime sui 15-21 gradi, massime intorno ai 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo schiarite alternate ad annuvolamenti, con possibilità anche in questo caso di qualche rovescio, specie verso il pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.